Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Università fantasma, sequestrati 3 milioni e mezzo di tasse evase a Salvatore Messina, patron dell'Ateneo italo-bosniaco mai riconosciuto, indagati anche i 2 figli, centinaia gli studenti truffati. Sta bene, ha lasciato il poliambulatorio di Lampedusa Yasmin, la bimba di 11 anni rimasta in balia delle onde dopo un naufragio. Abbiamo sentito le sue urla tra le onde, racconta la ONG che l'ha salvata. Il 2024 anno nero per gli incidenti sul lavoro, a sue imprese per una cultura della sicurezza. Importante anche la consapevolezza dei lavoratori. 3 anni fa la strage di Ravanusa, l'esplosione causata da una grossa perdita di gas in cui persero la vita 9 persone. Ancora si attendono i fondi per risarcimenti e ristrutturazioni. Disoccupato punta pistola contro il sindaco di Campobello di Licata. Resto qui, ma quell'uomo è pericoloso. Lite sui social fra le 2 coppie di youtuber più amate dai bambini. Uno scontro poco educativo tra i palermitani, me contro te ed insieme. Calcio, fra 2 giorni al Massimino il match fra Catania e Potenza. Toscano ritrova Anastasio e Castellini. Palermo in ritiro a Torretta in vista della sfida interna di domenica contro il Catanzaro. Nuovi sviluppi nell'inchiesta sulla cosiddetta Università fantasma, sequestrati 3 milioni e mezzo di tasse evase a Messina, patron dell'Ateneo italo-bosniaco mai riconosciuto, indagati anche i 2 figli. Giusy Lazzara. C'è una svolta nell'inchiesta sull'Università fantasma italo-bosniaca Jean Monnet. A 9 mesi dalle perquisizioni, la Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato 3 milioni e mezzo, tanto ammonta l'IVA l'IRES evase alla Fondazione Zaclata Europa, che gestiva l'attività di formazioni farlocche. Personaggio principale della vicenda, secondo le indagini della Procura, è Salvatore Giuseppe Messina, fondatore e membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Zaclata, che prometteva lauree in medicina veterinaria e fisioterapia mai riconosciute. Già dal 2018 il MIUR aveva diffidato l'Università Internazionale di Gorazde, con cui Jean Monnet era consorziata, e chiesto di cessare ogni attività. Messina avrebbe coinvolto nella truffa anche i figli Dario e Giuliana, indagati insieme ad altri 2 membri del Consiglio di amministrazione. Le rette nascoste al fisco erano state percepite su conti correnti esteri gestiti attraverso società di comodo in Inghilterra, Svizzera e Bosnia, paese in cui ha sede l'università privata. Più di 800 gli studenti truffati per anni, che adesso si trovano senza alcun titolo di studio, avendo pagato rette salate. Rette che potevano raggiungere anche i 26.000 euro all'anno e che venivano fatti confluire su conti correnti situati all'estero secondo uno schema che si serviva di società di comodo utilizzate come delle vere e proprie cassaforti. Dagli accertamenti attraverso un'analisi di documenti e dalle perquisizioni con la cooperazione giudiziaria internazionale è stata scoperta anche una maxi evasione da 9 milioni di euro. Si tratta, secondo la Guardia di Finanza, del denaro incassato per l'organizzazione di 50 corsi universitari online, privi di valore giuridico in Italia. Sta bene, ha lasciato il poliambulatorio di Lampedusa Yasmin, la piccola migrante di appena 11 anni della Sierra Leone, salvata in mare nel canale di Sicilia. Ha raccontato di essere rimasta in acqua per 2 giorni, ma i medici che l'hanno visitata spiegano che sia improbabile, se così fosse sarebbe morta. A mare la cognizione del tempo si perde, le ore diventano infinite, l'aver visto sparire fra le onde il fratello e altri 2 migranti per lei è stato traumatico. Il suo salvataggio sa comunque del miracoloso. Il mare era in tempesta con onde alte anche più di 3 metri, erano le 3:20, raccontano i soccorritori. A quell'ora il Mediterraneo è una massa nera che si incolla al cielo altrettanto scuro. Sono state le urla della bambina a guidarci. La Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta per fare chiarezza sul naufragio di 45 persone, tra cui Yasmin, come ha raccontato l'equipaggio della barca a vela dopo aver parlato con la bambina. Stamattina è stato sentito lo skipper. La Guardia Costiera adesso sta sentendo gli attivisti che insieme a lui a bordo
bordo dell'imbarcazione hanno udito la voce della bambina in mare. Il veliero si trova fermo a Lampedusa ed è pronto per la partenza per altre missioni, specifica la ONG tedesca Compass Collective. Il 2024 è stato un anno nero sul fronte degli incidenti sul lavoro. La tragedia di Calenzano è solo l'ultimo disastro. Per questo Assoimprese rilancia una nuova cultura della sicurezza. Manlio Viola. La tragedia di Calenzano, dove l'esplosione avvenuta nel deposito Eni ha causato la morte di 5 persone e il ferimento di 29, 2 delle quali restano gravi, è solo l'ultimo episodio di incidente sul lavoro trasformatosi in tragedia. La Sicilia purtroppo conosce bene queste tragedie. Per affrontare il tema della sicurezza, Assoimpresa prova a mettere a rete associazioni di categoria, aziende e istituzioni e lo fa attraverso la Camera di Commercio. Grande tema è quello della carenza di ispettori e dunque di controlli. Abbiamo implementato il numero degli ispettori del lavoro, infatti sono state fatte moltissime ispezioni alle aziende con multe veramente significative, però non dobbiamo appellarci esclusivamente ai controlli, noi dobbiamo inculcare quello che è il concetto della prevenzione. Una tragedia senza fine, quella a cui si assiste, la perdita di vite umane, gli incidenti invalidanti sono inaccettabili in una società civile. Ci vuole più consapevolezza da parte sia dei datori di lavoro ma anche dei lavoratori. Io vedo ancora tutt'oggi dei lavoratori che fanno delle cose che non si possono nemmeno guardare e non si capisce il motivo. Allora lì ci vuole un po' più di prudenza, ci vuole buonsenso. Ma non basta la repressione dei comportamenti pericolosi, serve una cultura della sicurezza sul lavoro, ma anche una conoscenza del fenomeno e delle norme. Fare rete è essenziale, ma fare rete tra le associazioni di categoria, il mondo delle imprese, l'assessorato al lavoro, gli enti previdenziali, soprattutto gli enti di controllo, perché molto spesso per poter attuare un buon controllo c'è prima bisogno della conoscenza. Il fenomeno infine non potrà mai sparire, ma ci sono i mezzi per abbatterne la gravità. 3 anni fa la strage di Ravanusa in provincia di Agrigento con 9 vittime rimaste sotto le macerie di una tremenda esplosione. I soldi promessi per la ricostruzione non sono mai arrivati. Davide Sardo. Il boato, una gigantesca fuga di gas che provoca un'esplosione che devasta un intero quartiere, inghiottendo la vita di 9 persone, tra cui una donna prossima al parto di un bimbo che non ha mai visto la luce. Centinaia di sfollati, il terrore e lo sgomento che rimangono, e lo saranno a lungo, una piaga lacerante. 3 anni dopo Ravanusa attende ancora gli interventi di ricostruzione e i risarcimenti. Sono stati promessi 24 milioni di euro per riparare la zona, mai arrivati. Al governo della regione chiedo con forza di arrivare al dunque, di arrivare al decreto di finanziamento, di portare a casa il progetto di recupero e di riqualificazione urbana con la costruzione dei nuovi alloggi. Chiedo di farlo con forza e chiedo di farlo subito. 3 anni dopo la strage, l'appello è unanime affinché le istituzioni restituiscano dignità e speranza all'intera comunità. A processo imputati 2 tecnici. La responsabilità della fuga di gas, secondo l'ipotesi della procura, sarebbe da ricondurre ad un difetto nella saldatura in un raccordo. Una fuga di gas da 2 mansarde ieri in via Guardia della Carvana a Catania ha costretto a evacuare 18 appartamenti di un residence e gli abitanti di un condominio adiacente. A intervenire diverse squadre dei vigili del fuoco. Shock a Campobello di Licata nell'Agrigentino, un uomo ha puntato una pistola alla testa del sindaco Vito Terrana dopo averlo seguito fin davanti l'ufficio postale. Sentiamo il servizio. Una pistola a giocattolo puntata alla testa, ma la paura è stata tanta per il sindaco di Campobello di Licata Vito Terrana. Un pregiudicato di 29 anni, noto alle forze dell'ordine per problemi di tossicodipendenza, è balzato fuori dalla sua automobile, ha affiancato il sindaco in strada nei pressi dell'ufficio postale insieme ad un amico e gli ha puntato la pistola. Terrana, ancora scosso dalla spavento, ha telefonato ai carabinieri. I militari intervenuti sul posto hanno denunciato alla procura di Agrigento l'aggressore e dentro l'automobile
mobile gli hanno sequestrato diversi oggetti atti ad offendere. A casa del 29enne è stata trovata e sequestrata anche un'ascia. L'attentatore alcuni giorni addietro avrebbe preteso un posto di lavoro o sussidi. Io sono oggi al mio posto di lavoro, sono per servire la mia comunità, sono per andare avanti, fermo restando che mi aspetto una risposta decisiva da parte dello Stato. Un sindaco non può essere, come dire, in balia del primo balordo che capita, anche perché questo soggetto da circa un anno la madre è ricoverata in una struttura per donne in difficoltà a causa delle violenze subite dallo stesso. Ragione per cui è un soggetto da attenzionare, è un soggetto che ha dato disturbo al vicinato, è un soggetto che ha bisogno di essere curato. Tanti gli attestati di solidarietà al sindaco Terrana, che ha ricevuto anche la telefonata del nuovo prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo. A Terrana è stata assegnata la scorta da parte dei carabinieri. È andata male ad un rapinatore solitario che questa mattina a Palagonia, in provincia di Catania, ha fatto irruzione in una banca di via Vittorio Emanuele. L'uomo armato di un coltello è stato bloccato dai carabinieri intervenuti in seguito ad una segnalazione al 112. E in due si sarebbero avvicinati a Catania ad una guardia giurata che era in sella al suo scooter, l'avrebbero spinta fino a farla cadere e poi minacciata di morte, gli avrebbero intimato di consegnare l'arma d'ordinanza. La rapina fallì per l'intervento di una pattuglia della polizia. Adesso i due banditi, Carmelo Bonaccorso e Santo Musumeci, sono stati arrestati. C'era una volta la pescheria. Vi mostriamo la parabola discendente di uno dei luoghi più cari ai catanesi. Tonino De Mano. Ampi vuoti, box chiusi o deserti. Al posto di bancarelle con totani, orate, gamberi o molluschi ed altre specie del nostro mare, una decina di motorini parcheggiati, uno accanto all'altro. Impensabile qualche anno fa, quando alla pescheria non c'era spazio neanche per passare a piedi, presa d'assalto ogni mattina da migliaia di catanesi. Oggi, ad eccezione dei turisti, e per fortuna che ci sono loro, tutto si riduce ad un disordinato mercatino del pesce con pozzanghere, carta, plastica e rifiuti accatastati dove capita. È il triste e indecoroso spettacolo che offre la pescheria ai suoi visitatori, umore più nero delle seppie per gli operatori del settore. Non c'è autobus, non c'è parcheggio, la gente si lamenta che non può posteggiare e gli fanno pure verbali e non sanno come fare, vanno nei supermercati, nei grandi centri a comprare e noi non lavoriamo più. Alle 10:20 lei quanto ha guadagnato? Niente ancora, 50 euro. Ho incassato, non ho guadagnato. Facendo un raffronto col passato? 200, 250. C'erano le strisce blu prima, ora hanno fatto la pista ciclabile, quindi vengono a mancare un sacco di parcheggi. La gente non può arrivare più in pescheria, è inutile venire perché non trovano parcheggio. Nonostante gli ampi vuoti e la desolazione, per le guide turistiche la pescheria resta comunque un luogo affascinante e quindi da proporre. A ridosso della pescheria, a pochi metri dall'ennesimo ammasso di spazzatura, spicca una striscia di colore rosso. Sembra un percorso ad ostacoli ed invece è la nuova pista ciclabile. No, per me non fa bene. Dovrebbero mettere dei cordoli. Lei lo sa che ha posteggiato sulla pista ciclabile? Sì, lo so. E i ciclisti che non possono passare? E quelle macchine cosa fanno? Non sono nella pista ciclabile anche. Quindi trasgrediscono gli altri, trasgredisco anch'io? No, io sono qua perché c'è un posto lateralmente e mi sto mettendo qua. Oltre 4.000 panettoni scaduti con l'etichetta contraffatta sono stati sequestrati ad Agrigento dai carabinieri del NAS, il nucleo antisofisticazioni. Avevano l'etichetta adesiva con la scadenza a febbraio 2025 che però era stata sovrapposta a quella originale che attestava la scadenza a febbraio dell'anno scorso. Complessivamente sono stati sequestrati tra panettoni e creme spalmabili circa 3 tonnellate di materiale che avrebbero fruttato oltre 50.000 euro. La Cassazione ha dato l'ok al referendum per l'abrogazione dell'autonomia differenziata. L'ordinanza della Cassazione arriva dopo il pronunciamento della Consulta che aveva già considerato illegittime alcune specifiche disposizioni del testo legislativo. La parola definitiva adesso torna alla Corte Costituzionale. Gli idoli dei bambini si attaccano a vicenda sui social, una querelle tutta siciliana perché i protagonisti di questa lite a distanza sono 2 coppie di youtuber palermitane seguite da milioni di bambini. Eva Spampinato. Sì, lo so. Questi hanno un problema. Cosa faresti se li incontrassi? Fatti sotto!
Il dissing che non ti aspetti, altro che Fedez e Tony F. A lanciarsi frecciatine, attacchi e critiche nemmeno tanto velate non sono due artisti della scena trap, dai quali ci si può aspettare rime affilate, ma sono gli idoli dei bambini di tutta Italia. Ciao a tutti, LSV e insieme siamo in Smack contro te! E stavolta la battaglia a suon di video su YouTube è tutta siciliana, anzi palermitana. Loro infatti sono i Me contro te, Luigi Calagna e Sofia Scalia, youtuber da milioni di follower e incassi record al cinema, che si scagliano contro un'altra coppia di giovani youtuber, anche loro di origini palermitane, id insieme, Eric Parisi e Domenica Laimo, che negli anni hanno rosicchiato fette di piccoli fan agli inventori dell'intrattenimento per bambini su YouTube. Hanno rubato il nostro personaggio e sono finti signoresse. Sì, esatto. Guarda, o chiudete tutto oppure andiamo per vie legali. Loro cosa hanno fatto? Hanno pensato bene di diventare la coppia di Sofia e lui. Volano stracci e l'inaspettato dissing diventa virale. I Me contro te attaccano i compaesani d'insieme e li accusano di plagio. Loro replicano, promuovono il loro film usando il nostro nome. La verità è che loro non riescono a accettare il fatto che possono esserci altre persone nel loro campo, cioè che possono fare video su YouTube per lo stesso pubblico. Dopo aver imparato come fare uno slime con tutte le colle e i brillantini del mondo, adesso, grazie allo scontro video dei loro miti, i bambini avranno imparato anche come insultarsi a vicenda tramite una telecamera e senza il confronto diretto, faccia a faccia. Un insegnamento poco edificante contro l'idea che i dissapori o le divergenze possono esserci e ci saranno nella vita da adulti, ma andrebbero chiariti con una comunicazione costruttiva, che poi al limite ognuno rimane della propria opinione, ma almeno non si è trasformato in un vile bullo da tastiera. Dopo decenni ha ripreso a funzionare il grande orologio posto su Porta Garibaldi, l'arco trionfale che i catanesi chiamano il Fortino. A curare il ripristino sono stati gli eredi dell'ultimo orologiaio Orazio Squadrito, che nel 1939 aveva riparato il meccanismo. Un intervento artigianale nell'ambito dell'opera di riqualificazione del monumento, giunto ormai alle battute finali, finanziato con i fondi del PNRR. Ogni giorno alle 12 e alle 18 dunque risuoneranno i rintocchi. L'amministrazione ha anche annunciato che provvederà tra poche settimane a proibire il parcheggio delle auto in piazza Crocifisso proprio alla base di Porta Garibaldi. Natale, gioia ma anche tristezza. Nel focus di oggi in diretta su Telecolor dopo il TG Eva Spampinato parlerà delle belle iniziative che nel periodo delle festività si svolgono negli ospedali per portare un po' di allegria tra le corsie, ma anche del cosiddetto Christmas Blues, ovvero una forma di disagio emotivo che si manifesta proprio durante il periodo natalizio. Ospiti la psicologa Chiara Moschetto e rappresentanti delle associazioni Abio Davide Arcidiacono e supereroi acrobatici Alessia Uccello. Potete seguire la trasmissione anche in streaming sul sito lasiciliaweb.it. Messaggi al 342 745 5005. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, poi torniamo con la pagina sportiva per parlare del match di campionato al Massimino fra Catania e Potenza. Siamo alla pagina sportiva, al calcio. Fra 2 giorni il match di campionato al Massimino fra Catania e Potenza. Sentiamo Marco Carli. La forza delle scelte. In attesa di Guglielmotti e con la possibilità di avere di nuovo disponibile Castellini, Toscano può scegliere e non è considerazione di poco conto in una stagione in cui, causa infortuni, le possibilità di intervento non erano granché. Siamo qui per trovare soluzioni, ripeteva il tecnico, nei momenti in cui c'erano meno possibilità di scelta sull'11 di partenza. Ebbene, adesso le soluzioni ci sono. Si chiamano Ierardi, che dà alternative in difesa insieme a Giega, che avrà ancora una settimana di allenamento in gruppo, o Anastasio, che torna dalla squalifica. Si chiamano Sturaro e De Rose, che a Taranto hanno mostrato di esserci e come, ma anche Jimenez, che in mediana ha dato il suo contributo e adesso può farlo anche alle spalle delle punte. E a proposito di punte, è stata una settimana migliore anche per Montalto dopo il gol di Taranto. Si tende al sereno dunque, ci sono le premesse, ma ovviamente tanto dipenderà dalle prossime 2 partite interne. La prima è sabato con il Potenza. Si chiude il girone d'andata contro Caturano e Soci. La sfida fra i 2 bomber
bomber, Caturano appunto è inglese, è stuzzicante per chi guarda in modo neutrale, ma per i tifosi che vogliono vedere un Catania vittorioso i duelli personali contano, danno sale allo spettacolo, ma contano soprattutto i 3 punti. Entrambe le squadre vengono da un 5-1 a proprio favore, stanno bene, al Catania aspetta fare capire che adesso sta meglio. Palermo in ritiro a Torretta in vista del match contro il Catanzaro di domenica al Barbera. Marco Gullà. Il Palermo da oggi è in ritiro a Torretta e questa è la decisione dei vertici del club rosanero per la settimana di preparazione della partita contro il Catanzaro di domenica pomeriggio al Barbera. Ritrovarsi, è questo l'imperativo in casa Palermo dopo la sconfitta di Carrara, un KO che ha nuovamente acceso la spia dell'emergenza. Sicuramente il match di domenica al Barbera apre un nuovo campionato per il rosanero che, perso il treno della promozione diretta, proveranno a prendere possesso stabilmente della zona playoff. Occorre un cambio di identità. Il Palermo è una squadra che spesso ha giocato senza verve e carattere, qualità che in B sono fondamentali per fare bene. Dionisi lavora anche a possibili cambi di formazione e ricontinua a non segnare. Brunori non è più l'attaccante delle passate stagioni e Leduaron non ha ancora segnato il suo primo gol in rosanero, dati di un attacco che spara a salve. A centrocampo dovrebbe tornare titolare Segre, Gomez invece potrebbe tornare in panchina dopo il clamoroso errore che ha propiziato il gol della Carrarese. Al Barbera tornerà da avversario Mirko Pigliacelli, portiere del Catanzaro. Tifosi delusi e pronti a contestare qualora il Palermo non vinca. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito. Vi lascio adesso al nostro focus dedicato a iniziative sul Natale con Eva Spampinato. Grazie a tutti, un buon pomeriggio.